Un nuovo spazio che apre Ginger anche alla creazione di eventi dove la cucina, comunque la sperimentazione è al centro di un nuovo modo di ripensare il turismo. Sì, dopo 2 anni siamo finalmente riusciti ad avere questo spazio, questo piccolo spazio in concessione sopra questa terrazza, proprio di fronte al nostro ristorante, per consentire anche la possibilità di poter godere di queste bellissime serate estive non solo agli agrigentini ma anche ai turisti che in questo momento vivono questa nostra città. Peraltro stasera è una serata bellissima con questa splendida eclisse di luna ed è uno dei punti, diciamo, di maggiore rilevanza per poter osservare anche questo tipo di panorama. Un panorama bellissimo sulla Valle dei Templi, sul Mar Mediterraneo. E qui possiamo presentare la nostra cucina che ormai è conosciuta ed è una cucina che come diciamo appunto è una cucina afro-siciliana che coniuga le tradizioni gastronomica siciliana e africana in una cucina nuova, una cucina che possiamo considerare anche d'avanguardia nel momento in cui noi sperimentiamo dei sapori nuovi pur guardando alle tradizioni. Come viene recepita questa innovazione? Perché comunque ci sono elementi della cucina siciliana, elementi della cucina africana che si sposano dando vita a nuovi sapori. Devo dire che all'inizio molte persone arrivano con diffidenza, però ci piace incontrare molta gente che apprezza la gastronomia, apprezza la buona cucina e è disposta anche a esplorare questi nuovi orizzonti e poi riesce a essere conquistata da questi sapori che in realtà sono sapori unici per noi. E comunque voi coniugate la buona cucina e il buon cibo anche alla possibilità di creare eventi. Dicevamo all'inizio, voi avete anche inserito della musica. Che scelta avete fatto? Allora, noi lavoriamo molto per l'integrazione culturale multietnica, d'altronde siamo una cooperativa sociale che ha questo obiettivo, oltre che l'inclusione lavorativa di persone svantaggiate. La musica insieme alla cucina per noi è uno strumento importante di integrazione e di inclusione, quindi noi cerchiamo sempre di dare spazio alla musica che lancia questo messaggio, cioè quello dell'apertura, dell'interculturalità. Questa sera abbiamo un gruppo afro-siciliano che fa musica senegalese, ma molti musicisti sono siciliani. E poi stiamo organizzando delle serate di musica jazz che pensiamo di proporre alla cittadinanza e anche ai turisti che vorranno godere di cucina e musica allo stesso tempo. Dove si trova Ginger quindi? Si trova in Via Empedocle ad Agrigento, quindi sono tutti invitati a venirci a trovare per assaggiare i nostri piatti.